Bentornati a Spazio Volontariato, il programma di approfondimento sui temi del volontariato e della solidarietà curato dal Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo. E questa puntata è un po' speciale, abbiamo in studio due operatrici di Legambiente, un'associazione che adesso presenteremo, sono Giorgia e Ilaria, e la prima cosa che farei, tagliando corto, come dire, è invitarvi un attimo a presentarvi e dirci chi siete e cosa fate. Allora, io sono Giorgia Businaro e da qualche anno lavoro per Legambiente Veneto e diciamo nel tempo libero che mi rimane mi occupo di volontariato per Legambiente Rovigo, di cui sono direttrice, e mi occupo di varie cose per Legambiente regionale, tra cui ufficio stampa, campagne e dossier legati al territorio. Io mi chiamo Ilaria e collaboro con Legambiente Veneto da poco tempo, forse un anno, seguo un progetto di innovazione sociale e mi sono avvicinata all'associazione per un tirocinio presso la facoltà, insomma, la mia facoltà di arti visive a Venezia, e mi serviva per la mia tesi di laurea. E poi ho iniziato a collaborare con l'associazione per un progetto, insomma, che tuttora sto sviluppando. Ok, vi chiedo di raccontarvi magari un attimo, raccontarci che cosa fa Legambiente anche a beneficio di chi ci sta seguendo e magari non conosce l'associazione. Brevemente, insomma, Sì. di cosa si tratta? Legambiente è la più grande associazione ambientalista italiana, è conosciuta pressoché da tutti, e nasce 30 anni fa sull'onda emotiva, insomma, delle lotte contro l'energia nucleare in Italia. Negli anni si sviluppa, si occupa di tantissimi settori, dalla tutela dell'ambiente in generale, quindi tutela del territorio, lotta contro la cementificazione, lotta contro appunto l'energia nucleare, da cui poi è nata l'associazione, e l'uso indiscriminato delle fonti fossili, sviluppo delle energie rinnovabili e tantissimi altri settori: agricoltura, lotta agli OGM, tutela delle aree naturali, valorizzazione dei piccoli comuni con beni culturali minori, cultura, saperi, piccole tradizioni che possono essere valorizzate, rischio idrogeologico, veramente tantissimi settori. A queste, che sono le attività, diciamo, di principio di Legambiente, si affiancano varie attività di educazione ambientale, sia rivolte ai bambini che agli adulti, con modalità all'interno delle scuole o anche con altri tipi di modalità, per esempio attività varie, campi di volontariato, serate pubbliche, convegni, corsi di formazione. Questo è un po' quello che fa Legambiente. Ecco, tornando un attimo sul piano locale, vi chiedo magari a quattro voci di raccontarci un po' di cose che fa Legambiente nella provincia di Rovigo, alcune delle attività che magari vi sembrano più importanti. Io, insomma, credo che ci siano tante cose da raccontare, vi chiedo di scegliere qualche progetto, qualche attività in corso attualmente, qualche cosa che secondo voi è importante testimoniare. Sì, diciamo le ultime attività in corso sono tutte finanziate dal Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo, oltre alle attività, diciamo, istituzionali di Legambiente, quindi le decine di campagne informative che abbiamo ogni anno. In particolare i progetti localizzati in provincia di Rovigo sono 4. In particolare in questo periodo stiamo lavorando molto su quanto riguarda le energie rinnovabili con lo sportello energia. Lo sportello energia è nato nel 2006 grazie appunto ad un finanziamento del Centro di Servizio per il Volontariato e continua tuttora con un'attività di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e sulle modalità per avvicinarsi a questo tipo di produzione di energia elettrica, con corsi di formazione, con incontri pubblici nei comuni della provincia e con educazione ambientale all'interno delle scuole, dalle scuole elementari agli istituti superiori. In questo periodo appunto si sta svolgendo, grazie allo sportello energia, un corso che si chiama Energia al futuro, e una cosa molto importante secondo noi, un progetto che vede il patrocinio della provincia di Rovigo, che si chiama, è una campagna nazionale, si chiama Provincia Ethernet Free, e punta alla sostituzione delle coperture in Ethernet, in amianto, con pannelli fotovoltaici.
Un'altra iniziativa che sta prendendo piede in questo periodo, grazie appunto a un altro finanziamento del Centro di Servizio per il Volontariato, è il progetto Neptune. Questo progetto si localizzerà nel Delta del Po, ma sostanzialmente potrebbe essere replicato in moltissime zone d'Italia. Questo praticamente consiste nella valorizzazione delle aree costiere, in particolare nelle attività di tutela e prevenzione dal rischio di marine pollution. Ecco, un tema di grande attualità. È un tema di grande attualità che però in successo... Veneto non è molto sentito, forse non c'è la consapevolezza del rischio che le nostre coste corrono tutti i giorni. Grazie o a causa insomma, degli enormi traffici del porto di Venezia e subito dopo il porto di Trieste, veramente molte navi attraversano e passano di fronte alle nostre coste, molte petroliere che potrebbero in qualche modo causare degli incidenti o anche soltanto con le attività di pulizia ordinaria del cisterne potrebbero provocare dei danni notevoli alle nostre coste. Quindi voi formate anche dei volontari, diciamo, di tipo protezione civile per essere sempre in allerta rispetto ai rischi che potrebbe correre il territorio da eventuali incidenti che ovviamente noi ci auguriamo non accadano mai, certo. però visto quello che è successo l'anno scorso con la chiazza di petrolio del Lambro che poi ha raggiunto il delta, voi affrontate un tema di grande attualità. Diciamo, a livello nazionale questo tipo di formazione viene seguito da Legambiente da tanti anni in collaborazione con la Protezione Civile Nazionale. Legambiente è ente formatore di livello nazionale proprio su questa tematica, ha elaborato con i propri tecnici un manuale che è stato poi tradotto in moltissime lingue. Abbiamo deciso di portare questa nuova attività in Veneto proprio a causa dell'incidente che è successo a causa della Lombarda Petroli lungo il Lambro e successivamente lungo il Po. Però poi abbiamo appunto fatto anche un'analisi dei traffici petroliferi dell'Alto Adriatico e ci siamo resi conto che il pericolo è reale, per cui insieme ai gruppi già formati di protezione civile e in un'altra fase con volontari, cittadini e con studenti, vogliamo proprio portare alla conoscenza di tutti quello che è questa tematica e il rischio che si corre non avendo un piano di intervento sicuro. Prevenire è meglio che curare. Esatto. Ilaria, volevo chiedere magari di parlarci di un altro progetto di cui avevamo parlato, che è un progetto rivolto alle donne immigrate. Alle donne immigrate, esatto. Abbiamo pensato di insegnare o comunque proporre l'educazione ambientale anche a chi non l'ha mai fatto o comunque non la conosce. E ci siamo avvicinati alle associazioni che avvicinano gli immigrati o comunque le famiglie migranti che vivono a Rovigo o nel Polesine e abbiamo proposto questo percorso formativo di educazione ambientale ma anche di risparmio e di economia domestica. È un corso che è stato un progetto pilota che ha messo insieme diverse associazioni rodigine come la Caritas o il Centro Interculturale Donna del Comune per formare le signore e aiutarle in un'economia domestica ed è un modo anche per far passare il messaggio ambientalista o comunque per sensibilizzarle ad un ambientalismo che comunque Legambiente porta avanti da quando è nata. E, tra l'altro stiamo sviluppando anche lo stesso progetto pensandolo anche agli uomini, in particolare agli ospiti e rifugiati dello SPRAR, che è un progetto del Comune, è un sistema di protezione per i chiedenti asilo e rifugiati e quindi proporre un ecosportello o comunque attivare un ecosportello e avvicinarci anche agli uomini perché vivono da soli in appartamenti, negli alloggi messi a disposizione del Comune però vivono da soli e non conoscono le pratiche minime di economizzazione o comunque di risparmio non solo delle risorse idriche ed energetiche ma anche dei detersivi. Quindi anche non un abuso dei detersivi, dei prodotti per la casa, ma un utilizzo più consapevole. Quindi l'integrazione passa anche attraverso gli stili di vita e queste buone pratiche mi sembra di capire mettono assieme un po' l'esigenza
che anima Legambiente, di tutela Certo. dell'ambiente e un po' anche l'esigenza che dovrebbe essere di ogni cittadino di risparmiare anche qualcosa sulla bolletta o sui consumi di detersivi. Un altro tema che mi piacerebbe affrontare e che è di grande interesse soprattutto per i più giovani, ma credo un po' per tutte le fasce d'età, è il tema del volontariato. A Legambiente ci sono, va detto, alcuni operatori stabili che si occupano della gestione dell'associazione, dei progetti, dei molti progetti complessi, ma c'è anche una rete di volontari che operano a supporto dell'associazione. Io vorrei innanzitutto chiedervi di parlarmi un attimo di che cosa significa fare volontariato con Legambiente. Poi so che voi avete un progetto proprio di promozione del volontariato, sarebbe interessante anche approfondire. Facciamo un passo alla volta. Dunque, Legambiente è appunto un'associazione di volontariato. Ovvio che un'associazione così articolata e complessa necessita di operatori, però prevalentemente ci si avvale della volontà e della partecipazione di volontari sia giovani che meno giovani. Io posso dire, appunto ho iniziato con il servizio civile nazionale e molti giovani di Legambiente si sono avvicinati proprio grazie al servizio civile, ma non è solo quello, insomma, che fa avvicinare le persone. Molti si avvicinano grazie ai campi di volontariato e campi di lavoro, che magari dopo potremmo anche spiegare meglio che cosa sono. Molti si avvicinano perché sentono la necessità di fare qualcosa per il proprio territorio. E molti si avvicinano anche perché Legambiente ha da sempre dato l'immagine di un'associazione dinamica, di un'associazione attiva e molto democratica. E la cosa che mi ha colpito da subito della mia esperienza in Legambiente è stata proprio la vitalità dell'associazione, il coinvolgimento che l'associazione riesce a dare. Quindi è stato bellissimo poter vedere che giovani e vecchi dirigenti o l'ultimo arrivato con chi ha esperienza di 30 anni dell'associazione sono sullo stesso piano, hanno la stessa facoltà di esprimere le proprie opinioni, di proporre progetti, proporre idee e anche nel nostro piccolo, sia Rovigo che a livello regionale, veramente si sta attuando un ricambio generazionale importante. Molti giovani si stanno prendendo delle responsabilità, stanno proponendo nuovi metodi, anche magari basati sulle nuove tecnologie. E la cosa bellissima secondo me di questa associazione è proprio il fatto che le nuove idee vengono accolte con favore, quindi penso sia una cosa molto positiva per chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato piuttosto che un'associazione basata su gerarchie o su comunque basato sull'esperienza, ecco, dei vecchi dirigenti. Sì, Legambiente è un'associazione dall'immagine molto giovane in effetti. Sì. Tra l'altro uno degli aspetti interessanti del volontariato in Legambiente è che non è un volontariato, come dire, necessariamente a vita, sì, mentre è possibile fare delle esperienze interessanti anche dalla durata limitata, come per esempio possono essere i campi estivi. Sì, i campi generalmente hanno durata, diciamo, una settimana o 15 giorni, si basano su diverse tematiche, può essere la protezione del territorio in senso generale, la manutenzione di beni culturali particolari, magari non valutati dai grandi circuiti turistici, oppure può essere dedicato alla prevenzione del rischio idrogeologico, quindi manutenzione di fiumi e corsi d'acqua. Sono molte le tematiche in cui si articolano i campi di volontariato, possono essere nazionali o